Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà con il sussidiario.tv. È giovedì 11 giugno 2026. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran e Teheran minaccia lo stretto di Hormuz, il Golfo Persico in fiamme. Meloni in Parlamento per il Consiglio europeo e il G7 tra Iran, Ucraina e dossier europei. Belfast brucia dopo violenze in strada. Il conto del buonismo sull'immigrazione. Al Senato il decreto carburanti e la battaglia contro l'ETS, la tassa verde che pesa su famiglie e camionisti. Primo sì alla Camera per il decreto sul salario giusto. E infine, i cristiani perseguitati. Al Senato si parla di libertà religiosa nel mondo. Restate con noi. Trump colpisce l'Iran, Hormuz sotto tiro. Nel Golfo Persico la crisi fa un salto di scala. Gli Stati Uniti hanno completato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, mentre Teheran minaccia lo stretto di Hormuz e rivendica raid contro basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Tutto da attribuire, tutto da verificare. Quando parla il regime iraniano si dice secondo Teheran, non si prende per oro colato. Donald Trump rivendica la linea dura. Israele non sarebbe coinvolto nei raid e Washington avrebbe usato 49 Tomahawk contro target iraniani. La Casa Bianca parla anche di accordo possibile sul nucleare. Trump non subisce il ricatto degli ayatollah, colpisce per fermare l'escalation, non per inseguire una guerra infinita. È deterrenza, non avventura. Pace sì, resa no. L'Italia parla con il mondo. Governo invitato ai tavoli che contano. Giorgia Meloni porta oggi in Parlamento la linea italiana alla vigilia del Consiglio europeo e del G7. Camera e Senato ascoltano la Premier mentre il mondo brucia. Iran, Ucraina, rapporti con Trump, competitività, energia, ETS e dossier europei. È il momento in cui l'Italia deve stare nei tavoli che contano, non sulla sedia di servizio. Sullo sfondo pesa il nervosismo per il formato E3. Con Francia, Germania e Regno Unito tentati dal solito direttorio europeo. Roma e Varsavia chiedono un formato più completo. C'è anche la posizione prudente della Lega sull'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'UTE. Sostegno a Kiev sì, cambiali in bianco a Bruxelles no. Belfast brucia. Il buonismo presenta il conto. Belfast diventa il nuovo specchio delle paure europee. Dopo una grave aggressione in strada, la città nordirlandese è stata attraversata da proteste, tensioni e violenze. Il fatto criminale resta individuale e va raccontato così. Ma la reazione sociale dice qualcosa di più largo. Ci sono comunità che non si sentono più protette. L'Europa non può liquidare tutto come disagio o propaganda. Quando l'accoglienza diventa automatica e la sicurezza viene dopo l'ideologia, prima o poi il conto arriva. La linea è semplice. Chi entra deve rispettare le regole. I cittadini devono sentirsi difesi. L'ordine pubblico non è un capriccio della destra. È la prima garanzia per una società libera. Basta tasse green! Famiglie e trasportatori in sofferenza. Il Senato esamina il decreto sui prezzi dei carburanti, mentre il governo chiede una revisione drastica dell'ETS, il meccanismo europeo che rischia di trasformare la transizione ecologica in una tassa permanente su chi lavora, viaggia e produce. Il punto non è essere contro l'ambiente. Il punto è non usare l'ambiente come scusa per colpire famiglie, camionisti, artigiani e pendolari. Perché se il pieno costa di più, se trasportare merci costa di più, alla fine paga sempre il cittadino. Meloni lascia aperta la strada a interventi per l'autotrasporto. L'Europa verde può funzionare solo se non diventa un salasso sociale. Lavoro vero, salario giusto. Primo sì al decreto.
Primo via libera alla Camera per il decreto sul salario giusto. Ora il testo passa al Senato. Dentro ci sono misure concrete: giovani, donne, contratti veri, contrasto al caporalato digitale e alle forme moderne di sfruttamento. Il governo interviene dove la sinistra spesso si ferma allo slogan. Il lavoro non si difende con i cortei, si difende creando regole chiare, premiando chi assume, colpendo chi sfrutta. Il punto è produttivo, non assistenziale. Più lavoro regolare, più tutele vere, meno dumping mascherato da modernità. Cristiani lasciati soli, libertà religiosa sotto attacco. Al Senato, in Commissione Esteri e Difesa, si torna a parlare di libertà religiosa delle minoranze cristiane nel mondo. È prevista l'audizione di Cecilia Piccioni, direttrice generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli Esteri. È una notizia che non fa rumore, ma dice molto dell'Occidente. Parliamo ogni giorno di diritti e minoranze. Poi i cristiani perseguitati finiscono in fondo all'agenda. Dal Medio Oriente all'Africa, la libertà religiosa resta un banco di prova. Difendere i cristiani perseguitati non significa chiudersi, significa ricordare chi siamo. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. L'Italia che corre. Turismo, lavoro, industria. I gufi pronosticano il declino. L'Italia reale, intanto, continua a lavorare. Marco Fortis, sul sussidiario.net, legge le nuove stime di Confcommercio e Istat come un segnale chiaro. Il paese tiene, produce, consuma, esporta e attrae turismo. Confcommercio vede il PIL italiano al più 0,9%, Istat al più 0,7%. Numeri migliori delle previsioni più prudenti di governo, Commissione europea e OCSE. L'occupazione sostiene i consumi, i rinnovi contrattuali aiutano il potere d'acquisto, il turismo estero spinge i territori. Dal 2019 al 2025 i pernottamenti degli stranieri sono aumentati del 20% e ad aprile la produzione industriale è cresciuta per il terzo mese consecutivo. L'industria italiana resta competitiva. Meno lamenti da salotto, più fiducia in chi ogni giorno apre un'azienda. Milano, ascolti la gente. La Lega nei quartieri. Milano non si conquista nei salotti. Giulio Centemero difende la proposta della Lega di coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta del candidato sindaco del centrodestra, attraverso le primarie e i gazebo del 20 e 21 giugno. Il punto non è solo scegliere un nome, è cambiare metodo. Basta candidati calati dall'alto, basta trattative nei caminetti. Milano ha bisogno di contenuti. Casa, sicurezza, mobilità, periferie. Sono questi i temi veri. La Lega rimette al centro chi Milano la vive davvero. Centemero lo scrive chiaro. La partecipazione non è una concessione, è una necessità. Sussidiarietà concreta, non il comune che decide tutto, ma cittadini protagonisti. Termina qui anche oggi il TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il